Gemini. Nel suo ricordo, Ilenia, è tutto per te. Il Mazzara Calcio ha organizzato questa giornata insieme all'associazione Vivere a Colori. E in questa giornata non possiamo non dimenticare la grande professoressa che ci lascia grandi insegnamenti, la donna del sorriso, la professoressa Maria Cristina Gallo. Adesso il capitano Rosella consegnerà un mazzo di fiori alla famiglia, al papà, al signor Ferro, al papà di Ilenia. Tutti uniti per Ilenia. Buon compleanno Ilenia! E qui l'artista Manuela Marascia consegna una tela raffigurante l'immagine di Ilenia che porteremo sempre nel cuore. Ciao Ilenia! Grazie Mazzara, grazie Gemini. Ecco i bambini della scuola calcio atletico Mazzara con i palloncini rosa in memoria di questa giornata. L'artista Manuela Marascia adesso consegna questa tela raffigurante l'immagine di Ilenia a nome ecco, di Manuela Marascia e l'associazione Vivere a Colori. A tutti auguriamo una buona partita! Un momento toccante, un momento molto significativo anche a livello umano prima di tutto, a livello sentimentale prima di tutto. Amici di Sportisi, buon pomeriggio dallo stadio di Novacara di Mazzara del Vallo da Francesco Cammuca per raccontarvi Mazzara Gemini, terza giornata del campionato di promozione siciliana Girone A. Come avete potuto sentire dalla voce di Piero Campisi, dalla detto stampa del Mazzara, doppio momento toccante, doppio momento importante. Prima con il ricordo di Ilenia Ferro, ragazza scomparsa a giugno di quest'anno a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto proprio da queste parti. A breve ci sarà anche il minuto di raccoglimento per ricordare la professoressa Maria Cristina Gallo, deceduta in settimana. Tra le altre cose, donna che si è incaricata veramente di un messaggio importante, la denuncia dei ritardi nella gestione dei casi clinici più delicati, che in Sicilia ha fatto tanto discutere in questi ultimi mesi, fino purtroppo alla notizia della sua scomparsa ieri a Mazzara del Vallo. Proclamato il lutto cittadino, c'è stato il funerale, il Duomo di Mazzara del Vallo stracolmo di gente per lei. Poi si penserà al campo, poi si penserà ad uno scontro diretto, perché tale è, dopo i primi 180 minuti, di fronte a due delle squadre che stanno primeggiando nella classifica del campionato di promozione Girone A, ovvero il Mazzara, costruito da mister Cavataio per
agguantare la salvezza il più presto possibile, e il Gemini che invece questo campionato lo vuole vincere e finora lo ha dimostrato con 2 partite pressoché perfette in cui ha concesso solo le briciole a Città di Casteldarcio ed Aspra e ha realizzato 6 reti in 2 giornate, completando poi il tutto con l'aggancio al secondo turno di Coppa Italia Promozione. Sarà partita vera, sarà partita importante, sarà partita delicata. Tra l'altro oggi c'è un gran bel pubblico anche al Nino Vaccara, segno del fatto che l'inizio della squadra giallo-blu ha acceso i sentimenti del pubblico di Fede Mazzarese, che negli ultimi anni sicuramente non ha vissuto stagioni esaltanti. Dopo il fischio d'inizio da parte dell'unica conferma nella squadra arbitrale della Vigilia, ovvero sia della signora Flaminia Di Gregorio della sezione arbitrale di Agrigento, andrò alla lettura delle formazioni. Qualche minuto di ritardo, ma ci sta, visto quanto di toccante e quanto di importante è avvenuto sul tappeto verde del Nino Vaccara in questi minuti. Direttrice di gara che va a dare uno sguardo al cronometro. Primo pallone che verrà giocato dal Mazzara. Mettetevi comodi, inizia Mazzara Gemini col primo possesso in favore della squadra canarina, che attacca da sinistra a destra e subito un contatto con Capitan Rosella che guadagna un calcio di punizione. Le formazioni con il Mazzara che schiera in porta Giacomo Rustico, poi con il numero 3 Maniscalco, numero 4 Sfar, numero 6 Palazzo, numero 7 Melia, numero 8 Berri, numero 20 De Santis, numero 2 Civello, numero 9 Perrone, numero 21 Rosella, numero 11 Giordano. Risponde il Gemini di Mister Ancona con Demiere in porta, poi col numero 2 Mangiapane, col numero 3 Colley. Mentre intanto occhio prima al calcio di punizione, intervento di Ovusu che indossa la maglia numero 4, col numero 9 c'è invece Stassi, col 10 Muratore, con l'11 Marrone, con il 13 Miceli, col 21 Licata, col 22 Antona, con il numero 30 Batayev. Tra l'altro rientro importante in casa Gemini oggi dal primo minuto, perché torna dopo la squalifica Mirko Marrone, uno dei colpi che vanno a comporre l'attacco bianco-rosso. Marrone, ricordo, anche lui soggetto a squalifica dopo la questione Camarat, possiamo chiamarla così, la situazione che ha portato al deferimento e alla conseguente squalifica di diversi giocatori, di praticamente tutti i giocatori che facevano parte della squadra, come ad esempio, per fare qualche nome, Jack Serio, Vito Lupo, Davide Pettinato e tanti altri. Ha scontato la squalifica, torna in attacco insieme a Giorgio Stassi per una frontline senza dubbio di spessore, di qualità e di livello. Tanto pallone restituito al Mazzara. Direttrice di gara, come detto prima, la signora Flaminia Di Gregorio della sezione di Agrigento, coadiuvata da 2 assistenti nuovi di zecca, visto che c'è stato qualche errore, per così dire, nella selezione della terna arbitrale. Allora ecco che arriva Vincenzo D'Alberti della sezione di Marsala a fare da primo assistente, secondo assistente Antonio Lacomia della sezione di Enna. Perdonami. Muratore, importante il suo impatto soprattutto nella gara di San Giovanni Gemini contro l'Aspra di domenica scorsa, soprattutto nell'azione del 2-0 che ha portato la firma di di Giorgio Stassi. C'è fallo laterale già giocato dal Gemini. La palla finisce comodamente tra le braccia di Rustico. Può andare con la gestione del pallone l'estremo difensore del Mazzara, poi Batayev fermato, palla giocata in avanti con la chiusura da parte di Antona. La rimessa battuta in avanti col pallone che cercava Perrone da parte di Civello.
Ora fallo laterale ancora per il Mazzara con Sfar che lascia proprio a Civello, arriva un altro pallone, il tutto mentre terminava fuori quello che ha provato a tenere in gioco il classe 2008, 3 under schierati da mister Capataio. Tanto ancora Civello, questa volta protagonista col fallo su Giorgio Stassi. Allora calcio di punizione per i Gemini con Miceli che lascia la palla ad Ansumana Colley, l'uomo del match di 7 giorni fa contro un'Aspra che era riuscito ad anestetizzare l'attacco del Gemini, mentre mette il pallone in fallo laterale ancora il Mazzara con Giordano. E allora può andare palla in mano il Gemini, Ovusu, la palla giocata sulla destra, poi Muratore, c'è il tentativo di inserimento da parte di Ricata che però viene fermato, poi c'è un fischio in favore di Belia, allora punizione. La palla gestita adesso da De Santis, poi Sfar, verticale, va a terra Colley, la rimessa sarà per il Mazzara. La palla giocata in avanti. Il lancio con l'anticipo da parte di Mangiapane ai danni di Melia. Colpo di testa tentato da Marrone che poi va a riconquistare la palla, la pressione da parte di Palazzo regolare, allora recupero del pallone ad opera del Mazzara, si lotta ancora lì in mezzo, non riesce nella gestione Berry, allora attenzione a Batayev, lancio intercettato, ancora Berry ma ancora Batayev che agevola l'intervento di Ansumana Colley. Ovusu ricomincia da retro, via un passaggio rischioso che viene però gestito, Miceli scivola e perde il contatto col pallone, allora prova a ripartire Perrone è defilato, non ha luce per il tiro, allora cerca una giocata Miceli, alla fine gliela mette in calcio d'angolo, primo tiro dalla bandierina della partita, settimo minuto, sarà per il Mazzar che ha iniziato con buon costrutto questa partita. Se ne andrà ad occupare come sempre Rosella, giocatore legato a doppio filo con la piazza mazzarese. Si fa incontro Civello ma Rosella andrà verso l'area di rigore, Palazzo sfiora appena anticipando tutti. Fallo laterale per Mangiapane. Stassi prova a prolungare, cerca Marrone, lo trova. Marrone ben controllato da Giordano, bella palla lanciata in avanti dove c'è Bataille che la fa rimbalzare. Civello lo sovrasta e lo anticipa. Poi Miceli col servizio per Colley. Cambio di gioco di Colley, preciso al millimetro. Con la palla messa in mezzo da Ancona, colpo di testa a mettere fuori. Anzi, da Licata. Ancona gioca al centro della difesa, fallo poi commesso da Marrone e calcio di punizione. Palazzo, palla giocata per vie centrali dal Mazzara. Berry, l'anticipo ai danni di Rosella che poi ritrova il pallone, lo scarica largo a sinistra su Maniscalco, il cross, colpo di testa di Miceli ma la palla ancora buona per Civello indietro per Berry, ancora Berry,
Sacchi Darla va ancora da Civello, triangolo che non si chiude, Miceli la può allontanare con calma, insiste però il Mazzara con Sfar che serve De Santis, Giordano, lancio verso l'area di rigore, Rosella col colpo di testa, comodo per Mirko De Miere, il quale rinvia fiondato, rinvia però male, si scusa subito con il compagno. Palazzo contro Marrone che ha la meglio, Ovusu, finta di corpo su Berry e lancio per Stassi che si muove sulla linea del fuorigioco. Stassi lo attende Sfar, ancora Stassi, converge, cerca la sterzata, lo ferma Civello ma alimenta Colle che va alla conclusione. Un tiro cross velenoso ma non abbastanza per impensierire Rustico. Mandare al rinvio il numero 1 del Mazzara. Il rilancio dalle parti di Rosella che viene fermato senza fallo. Colley, Miceli, Ovusu, Antona, largo su Mangiapane, palla verticale su Stassi che controlla, fa salire i compagni. Stassi cerca la giocata più comoda, la trova in muratore. Ora Batayev, sterzata su Berry che ha la meglio, poi Batayev non molla ma Berry va avanti. Rosella sovrappone Barry servito, avanza Barry, accelera contro Antona che prova a strattonarlo un po', ancora Barry con la palla in mezzo, De Miere, uscita comoda e servizio subito per Muratore che può prendere campo e prende ritmo alla partita. Avanza Muratore, chiede il movimento ai compagni, poi si appoggia a Batayev. Ovusu gestisce palla il numero 4, poi Marrone per Stassi tra le linee, il fallo ai danni di Giorgio Stassi e calcio di punizione, intervento falloso di Melia. Sulla palla si è portato Capitan Mangiapane. Mentre mister Cavataio a dialogo con il signor Lalomia, secondo, anzi col signor D'Alberti, col primo assistente. Mangiapane e Colley sul pallone, un destro e un mancino, ne mette 5 in barriera Giacomo Rustico. Mangiapane attende segnali, poi arriva il fischio, la rincorsa, parte Mangiapane sul muro, poi Colley con la conclusione che si perde fuori, quindi regge l'urto il Mazzara. Tanto come di consueto la tifoseria del Gemini, così come tutte quelle ospiti, è stata insediata, diciamo, nella gradinata scoperta, una cinquantina di spettatori, tra cui ultra inesauribili in casa e in trasferta. Tanto Palazzo con la punizione, colpo di testa di Ovusu, poi l'anticipo, arriva Berry, limita dell'area, Berry può calciare, tiro debole e para senza problemi. Mirko De Miere che è legato a Mazzara del Vallo, qui ha giocato una stagione con la maglia della Mazzarese, su questo campo ha anche potuto celebrare un successo perché era tra i convocati della nazionale siciliana nella Antudo Cup del 2023, anzi del 2022, chiedo scusa.
E tra l'altro l'occasione per la Presidenza siciliana per ricordare una figura mazzarese doc come quella di Gerolamo Di Giovanni, scomparso 2 anni fa, nell'estate del 2023, proprio poche settimane dopo aver celebrato un altro momento bello con la nazionale siciliana. Intanto fallo di Antona su Civello, calcio di punizione dal limite dell'area di rigore. Un po' di tensione anche con Demiere che invita cordialmente Melia a non andare a protestare, anche Stasias, un paio di focolai, di conciliaboli tra l'arbitro e il primo assistente, mentre Civello viene trattato. Dovrebbe trattarsi di punizione, anche perché il direttore di gara non sta prendendo posto all'interno dell'area di rigore, quindi si dovrebbe ripartire da un calcio piazzato dal limite dell'area in favore del Mazzara. Sulla palla c'è Raffaele Palazzo, nuova sfida per lui, per la sua carriera. Mazzara del Vallo, in corsa perpendicolare alla porta, quindi la sensazione è che voglia provarci Raffaele Palazzo. C'è anche Maniscalco per ogni evenienza. Fischia l'arbitro. La rincorsa di Palazzo che cerca la porta, c'è la deviazione e la palla che non inquadra la porta. E qui il direttore di gara deve aver percepito un intervento da parte di un giocatore del Mazzara dopo la respinta della barriera. Non si spiega altrimenti la decisione di assegnare un rinvio dal fondo al Gemini. Maniscalco, costretto a spazzare sulla pressione di Licata, prova a farsi vivo il Gemini dopo lo scampato pericolo. Tanto a terra Alessio Maniscalco. Si può riprendere con la rimessa battuta da Mangiapane, arriva Muratore, spalla alla porta, scarico su Licata, ancora il 10, cercato Mangiapane col cross, colpo di testa all'indietro di Giordano, poi la salva Civello, ma la palla è ancora buona per il Gemini. Batayev, pressato e fermato il numero 30, poi è bravo qui Civello dopo l'intervento di De Santis. Obusu, arriva il cartellino giallo per Obusu. Quindi primo provvedimento disciplinare della partita, al 18° minuto, ammonito Obusu. Tanto, se ho capito bene, il linguaggio del corpo e il modo di gesticolare di Giorgio Stassi ha quasi invitato l'arbitro a non farsi condizionare dall'ambiente esterno. Però in quel caso il direttore di gara ha scelto di forse punire le proteste più che il fallo di Obusu ai danni di Civello. Intanto pallone lungo di Giordano, colpo di testa di Miceli, battaglia va a contrasto con Barri, poi Obusu pressato da Rosella, Palazzo pressato a sua volta da Obusu che commette fallo.
La punizione per Raffaele Palazzo. Giordano, maniscalco, prova ad andare, salta Muratore con la finta di corpo, poi la sponda cercata ma non trovata, allora ancora Gemini che riconquista. Marrone, Muratore, Obusu, Antona per Miceli, lancio lungo per la corsa di Colley che prova a prendere il tempo agli avversari, arriva Sfar, la mette in fallo laterale. Obusu alza la testa, propone questa palla sventagliata verso l'area di rigore, l'anticipo ai danni di Stassi, poi Melia fermato da Batayev. Siamo ormai prossimi allo scadere del 20° minuto, 0-0, partita molto equilibrata fin qui. L'unica palla gol di un certo tipo ha avuto il Mazzara con la punizione di Palazzo, deviata in maniera quasi vincente dalla barriera bianca e rossa. La rimessa di Mangiapane, Palazzo di testa all'indietro, poi l'intervento a chiusura di De Santis, arriva Civello che se la trascina fuori alla rimessa in zona d'attacco per il Gemini. Colley, anzi Obusu, poi Muratore, Batayev, Obusu, deve arrivare Mangiapane da dietro, ma viene anticipato da Maniscalco, qui si tuffa abbastanza platealmente Maniscalco, l'arbitro fischia fallo e lo premia. Melia, attenzione perché è un 4 contro 2 per il Mazzara, Melia con lo scarico, conclusione ribattuta da Antona. E qui Antona che si mangia letteralmente il suo capitano Mangiapane perché ha perso tempo a protestare e ha dato vita ad un 4 contro 2 pericolosissimo con Perrone che non è riuscito a metterla dentro. Rimessa per Maniscalco, la palla dentro l'area di rigore, di testa Mangiapane, cade davanti a Melia che calcia, la palla rimane in aria, Perrone prova a liberarsi, allontana Antona, forse colpito in maniera involontaria, è rimasto a terra il centrale palermitano, mette fuori il pallone Rustico. E ancora a terra Luca Antona, difensore centrale l'anno scorso al Regina Mundi, lui che ha completato il suo percorso a livello di settore giovanile con l'Athletic Club Palermo, con cui ha giocato 2 anni fa a livello juniores, si è anche visto il campo in eccellenza, mentre davanti alla panchina del Gemini c'è mister Ancona che dà indicazioni, in particolare a Stassi e a Marrone, poco incisivi finora, anzi quasi per nulla incisivi, i due attaccanti del Gemini. Ricordo, ne approfitto per ricordare anche il resto del programma della terza giornata del campionato di promozione Girone A, programma che è iniziato con gli anticipi di ieri, il pareggio pirotecnico tra Aspra ed Aragona, 3 pari al Comunale di Bagheria, 3-0 invece per l'FC Alcamo a Misilmeri contro il Città di Casteldaccia. Altre partite del programma sono Atletico Partinico Marineo, Castel Termini Sport Palermo,
Mazzara, Gemini per l'appunto, Salemi, Margheritese, Terrasini, Mundi, Camporeale e Valderice, Fulgatore. Nel prossimo turno il Gemini ospiterà il Casteltermini, mentre il Mazzara sarà di scena ad Aragona, in uno degli stadi penso più belli del girone, stadio appena rifatto, campo in sintetico, inaugurato con la vittoria della scorsa settimana con un netto 5-0 contro il Città di Casteldarcia, che in questo momento è ultimo in classifica senza colfatti, mentre altro fallo fischiato contro Obusu che deve iniziare a stare attento perché già ammonito, ha fatto altri 2 falli dopo l'ammonizione. Tanto riprende il gioco con Civello, servito da Berri. Civello calibra il cross, Demiere lo deve smanacciare per evitare problemi e poi allontana Licata. È un Mazzara arrembante in questa prima parte di partita, 25 minuti. Ai punti la squadra di Cavataio si sta facendo preferire a quella di Ancona. Sfar, De Santis, Palazzo, ancora dal 20. La giocata qui ancora di De Santis che rischia tra Stassi e Marrone, non 2 qualunque. Berri d'esterno verso Palazzo, passaggio rischioso, alla fine Palazzo deve farsi incontro. Intervento di Batayev, rimessa laterale per il Mazzara davanti alla panchina del Gemini. La rimessa di Civello, prova ad arrivare Perrone, viene anticipato, poi allontana Antona che si è ripreso. Batayev con questo cambio di gioco al volo per Licata, poi Muratore rischia qualcosa, Obusu mette ordine e va da Antona. Mangiapane, alza la testa il capitano del Gemini, Antona sotto, alza la testa e lancia lungo, ma non ci sono compagni. Gemini un po' in difficoltà nella costruzione della manovra. De Santis, Rustico, l'appoggio a Giordano che sbaglia. Qui pressione leggera ma vincente da parte di Marrone. Muratore attende la sovrapposizione di Licata, poi serve centralmente Batayev, ingresso in area, il tacco, Marrone anticipato al momento del tiro, poi non è arrivato Stassi dopo la deviazione decisiva di Giordano. Melia fermato da Licata che poi in qualche modo si libera col tacco servendo Obusu. Miceli, Batayev cerca di dare qualità al palleggio del Gemini, poi accelera Colley che resiste a Civello, resiste a Sfar, in area Colley, la palla messa in mezzo, deviata, poi in qualche modo Rustico esce male, salva ancora De Santis, poi Marrone di testa, colpo di testa ancora di Sfar, allontana in fallo laterale la difesa del Mazzara, ma qui la velocità, la forza bruta quasi di Ansumana Colley stava per mettere a repentaglio la difesa del Mazzara. Miceli con le mani, colpo di testa di Obusu, non esce ancora Rustico, Obusu di nuovo di testa, Marrone fuori gioco. Sfar alza la testa, vede il movimento dei compagni, c'è Perrone che taglia la strada, prova ad entrare in area ma viene chiuso, poi calcia, doppia deviazione, alla fine Miceli, poi Obusu col corpo protegge Batayev, Obusu, Batayev ancora,
Miceli per Mangiapane, si salva in qualche modo il Mazzara, perché qui Perrone aveva fatto un buon movimento iniziale, poi si è andato a chiudere in un varco senza uscita. Miceli, Antona, Mangiapane, Muratore, si muove Licata, Muratore non lo serve, poi lo cerca adesso di prima per Mangiapane, triangolo che si chiude, ancora Licata contro Giordano, la sterzata del 21, palla dentro, Marrone, controllo e tiro! Attraversa tutto lo specchio della porta, non arriva neanche Colley, occasione Gemini. E qui l'imperversata da parte di Licata, che si è fatto tutta la fascia, ha servito Marrone. E qui Marrone forse poco freddo, poco lucido, non ha trovato il gol. E dunque alla mezz'ora il primo squillo del Gemini. Il rilancio effettuato direttamente da De Santis, poi scontro Colley Rosella. Dovrebbe essere calcio di punizione per il Mazzara. C'è un cartellino giallo da capire se il destinatario è Colley per via del fallo. Se non è Colley. Qui Palazzo cerca la furbata, non gli riesce. Deve arrivare il fischio, anche perché il gioco è stato fermo un bel po' e soprattutto è arrivata una munizione. Scambio di vedute Palazzo Marrone, hanno anche giocato insieme in passato. Colpo di testa di Miceli, poi Batayev, la rovescia in avanti, Stassi prova a prolungare ma non ci riesce, anche perché interviene De Santis, fuori gioco di Rosella che neanche protesta, quindi evidentemente lui stesso sa che il provvedimento è corretto. Il rinvio di Mirko De Miere di testa Palazzo, poi Sfar allontana, interviene Muratore, poi Marrone per Stassi, vede il momento di Licata, prova a servirlo ma lo serve male, arriva però Maniscalco che rischia qualcosa proprio sul 21 del Gemini, deve liberarsi del pallone il numero 3, ancora Maniscalco che calcia più lontano che può trovando Muratore. Muratore raddoppiato, grande intervento qui di Perrone che porta via la palla, bravo anche dall'altra parte Antona, ma non secondo l'arbitro che fischia fallo. Punizione dunque per il Mazzara, non sono per niente d'accordo i giocatori del Gemini. Sembravano due interventi molto simili, quello in precedenza di Perrone e quello successivo di Antona, ma è stato punito il secondo. De Santis, Berry alza la testa, lo insegue Stassi, Berry va a lungo, c'è il movimento di Civello anticipa tutti, poi l'uscita di Daniere. Qui Civello poco furbo perché poteva anche lasciarsi andare ad una caduta, perché comunque Miceli non è entrato benissimo su di lui, mentre intanto Vusu
allunga le gambone e corre. Stassi anticipato da De Santis fin qui, Stassi annullato dalla difesa del Mazzara. Ecco Marrone. Stassi ai 20 metri, prova il sinistro, ribattuto, c'è Marrone, posizione regolare, si propone Licata, palla per lui. Licata, 1 contro 1, prova ad andare, Marrone si libera per il tiro, ribattuto, poi scarica indietro per Owusu che va a calciare, altra ribattuta, arriva Rosella sul pallone, su di lui Miceli, Rosella protegge e calcia addosso a Miceli per guadagnare fallo laterale. Qui tutto il mestiere, tutta l'esperienza di Angelo Rosella. Bravo. La rimessa battuta subito su Perrone che prova ad andare contro Antona. Perrone prova a liberarsi, in qualche modo tiene il pallone, si avvicina anche alla linea di fondo. Sono però 3 i giocatori del Gemini attorno a lui, troppi. Miceli, Mangiapane, alza la testa, verticalizza su Stassi, ancora guardato a vista, questa volta fallo di Giordano. Uno di quei classici falli che non piacciono agli allenatori perché spalle alla porta quasi a centrocampo. Muratore, battaglia, si muove Stassi tra le linee, la palla invece per la corsa di Colley che prova a prendere il tempo a Civello, bravissimo quest'ultimo con la scivolata in fallo laterale. Ultimi 10 minuti iniziati nel primo tempo. L'angolo invece non la rimessa, angolo per il Gemini, sulla palla c'è Licata. La battuta verso l'area, Palazzo sul primo palo intercetta, poi Mangiapane spinto in maniera abbastanza ingenua da Perrone e sarà calcio di punizione per il Gemini. C'è Mangiapane sul punto di battuta, 8,5 alla scadere del 45esimo. C'è il fischio del direttore di gara, va Mangiapane rasoterra, Palazzo allontana. Rosella prova a difenderla, arriva Civello che prova a passare in mezzo a 2, trattenuta di Mangiapane, giallo. Seguendo una sequenza quasi preordinata prima della gara nella sua testa, la direttrice di gara ha ammonito il 2, il 3 e il 4 del Gemini. Quindi dopo Owusu e dopo Colley, giallo per Capitan Mangiapane. La battuta della punizione da parte di De Santis direttamente verso l'area, forse un tocco con la mano di Perrone, si gioca. Stassi ricorre il pallone per da solo in mezzo a 4 maglie gialle e blu. Owusu, Colley, Miceli la allontana d'esterno, cerca Marrone, la palla passa a vuoto tutti, poi Sfar, Barry fermato da Muratore che però sbaglia, allora Civello, scivolata di Batayev, ultimo tocco il suo. Civello cerca Perrone, trova Colley, poi ancora il 9, cerca di liberarsi ma alla fine gli porta via il pallone Muratore, scucchiaiata su Marrone, Sfar protegge, ultimo tocco il suo.
rimessa per Ansumana Colley, colpo di testa di Civello e rimessa che trasloca qualche metro più indietro. Ancora l'ex tra le altre di Marineo ed Aspra a battere questo fallo laterale per Palazzo, nuovamente da Colley che colpisce in maniera sporca. Owusu, Batayev, controlla a seguire, ancora Batayev, ingresso in area, serie di finte, palla per Colley che scucchiaia su Marrone, Marrone calcia e sorvola la traversa, stilettata improvvisa di Mirko Marrone, palla fuori. Allo scadere del 40° minuto, altro tentativo da parte dell'ex attaccante del Camarat. Eccolo ancora il numero 11 che prova a liberarsi, lo sbilancia regolarmente Sfar, rimessa per il Mazara a 4,5 circa dalla fine dallo scadere del 45°, da capire se ci sarà recupero. La rimessa, interviene Colley, poi gira Batayev con la palla che esce in fallo laterale. Scuote la testa Giorgio Stassi, primo tempo insufficiente per lui, ma anche pochi palloni recapitati al bomber del Gemini. Owusu intanto e Colley lottano con Perrone, l'ultimo tocco è del numero 3. È rimessa per Civello. Civello dentro l'area di rigore di testa Owusu, poi il muratore prova ad arrivare ma viene anticipato a Maniscalco, Rosella svirgola, allontana poi Antona, risolve Giordano, palla in fallo laterale. E Miceli che se ne occupa. Marrone controlla, poi cerca di liberare muratore, Rosella non riesce con l'impatto, già la seconda volta che svirgola il pallone in maniera evidente. Owusu mangia pane. Owusu ancora, perde palla nel contrasto con Berry, allora attenzione a un 3 contro 3. Berry col tocco largo per Rosella, Rosella controlla, alza la testa, mette in mezzo, altro impatto negativo del pallone con il destro di Angelo Rosella, questo però forse è ancora più grave degli altri due. Testa bassa, rammaricato Angelo Rosella perché questa era un'occasione ghiotta per il Mazara, non è riuscito a sfruttarla. Tira un sospiro di sollievo De Miere che ora può andare a rinvio. La palla tornerà in gioco quando mancheranno 2 minuti allo scadere del 45°. Marrone, interviene Palazzo, poi Batayev, 2 volte Batayev. Muratore cerca di pulire palla, serve Colley, dribbling di Colley, agganciato da Melia, calcio di punizione per il Gemini, proprio davanti alla propria panchina. Miceli cambia gioco, Vada, mangia pane. Licata di prima, colpo di testa di De Santis, poi arriva Berry, muratore ha capito tutto e lo ferma, poi interviene anche su Civello, sarà fallo laterale per il Mazara. Sfar mette giù e poi va a lanciare, troppo lungo per Perrone, interviene Antona, poi Owusu,
che sbaglia tutto, regalando palla a Maniscalco, corre il 3, poi se la allunga troppo, riesce però a tenerla nonostante il tackle di Antona. Rosella con lancio comodo per Demiere, che va subito a rimettere per Licata. Licata prova ad accelerare, lo ferma Melia, rimessa sulla linea centrale del campo per il Gemini, 30 secondi, poi recupero che sarà di 2 minuti. 2 minuti di recupero. Antona trattenuto, c'è il fallo, sì. La punizione battuta, Miceli per Muratore. Stassi affrontato fallosamente da Sfar, l'arbitro qui non si avvede dello sgambetto, ma anche Sfar non si avvede dei compagni e sbaglia il passaggio. Qui Marrone addosso a Palazzo, Perri, tocco per Rosella, corre il capitano del Mazzara che mette in mezzo il pallone, Perrone non impatta con la sfera che aveva anticipato anche Mangiapane. Sono rimasti a terra in due, proprio i due sfidanti, Mangiapane e Perrone. Si rialza il 9 del Mazzara, pian piano si rialza anche il capitano del Gemini, senza dover ricorrere alle cure delle rispettive panchine. Palazzo restituisce a Demiere, mancherebbero una trentina di secondi alla fine da capire se verrà recuperato questo breve stop, ma dubito. Rilancia Mirko Demiere, Licata non ci arriva, c'è Maniscalco di testa direttamente in fallo laterale. Vediamo se chiude in attacco il primo tempo il Gemini, mancano una decina di secondi. Marrone sbilanciato leggermente da Palazzo con Mestiere, poi contrasto con Melia, fischia il direttore di gara, scadono adesso i 2 minuti di recupero. C'è la punizione con Licata che va verso l'area, prolunga Civello e poi il direttore di gara che fischia la fine del primo tempo, 0-0 dopo i primi 47 minuti tra Mazzara e Gemini. Le proteste di Antona, ma va detto che l'arbitro ha fatto giocare anche oltre i 2 minuti di recupero. 0-0 più Mazzara che Gemini dopo la prima frazione, però c'è ancora un secondo tempo tutto da vivere. Noi ci fermiamo per qualche minuto, naturalmente spazio alle immagini dei campi targati Sportisti. Sono molto emozionato perché insomma ci torno praticamente dopo 1 anno e mezzo e l'ho fatto riflettendo molto su quello che è stato il mio percorso, il mio periodo qua. Avevo voglia di tornare, avere la possibilità di dire le mie cose con grande serenità. È una bella occasione per farlo di presenza per me è ancora più importante che invece una fredda intervista su un giornale. Dunque ho accolto l'invito che mi è stato proposto molto volentieri e con la voglia di venire, di fare 2 chiacchiere e tornare in una città che comunque sapete bene quanto ci tengo, in un momento molto positivo per il Palermo, dunque meglio di così non poteva essere. Guarda, l'ho fatto prima e secondo me bisogna sempre contestualizzare i momenti, le situazioni, capire il punto di partenza
Io penso che quello che è stato fatto un lavoro in profondità, di una squadra che con grande bravura aveva vinto i playoff di Serie C, e abbiamo affrontato quello che era una strutturazione societaria, sia a livello proprio di strutture, sia a livello di strutture, a livello di giocatori, di rose, di quello che doveva essere il Palermo. Poi quando hai a che fare con le emozioni della gente che giustamente vuole vedere la propria squadra vincere, non è stato sempre facile, ma penso che è stato fatto un lavoro in profondità per far sì che il Palermo tornasse a essere competitivo, creare le basi per un futuro importante, con la consapevolezza di essere in un gruppo, in una società che aveva le potenzialità per far tornare il Palermo dove merita di essere. E ho fatto quello che per me è stato un lavoro di istruzione molto importante, assumendomi tutte le responsabilità del caso, ma l'ho fatto con l'orgoglio di qualcuno che vuole veramente bene al Palermo, e mi sono assunto una grande responsabilità, lo rifarei, nonostante probabilmente non era il momento giusto per vincere subito, ma era un momento di passaggio per creare le basi per poterlo fare. No, perché si è andate a rivedere le squadre, le rose, quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissi il primo anno, quella che era la crescita sul secondo anno, che era quello di sempre provare a vincere, ma era quello che c'era bisogno di certi passaggi, capire certi giocatori come si adattavano alla piazza di Palermo. Io penso che dal mercato di gennaio dell'anno scorso il Palermo abbia alzato gli obiettivi, prendendo giocatori di un certo livello, perché per vincere a Palermo ci vogliono determinate caratteristiche. Noi abbiamo cercato di farlo, valorizzando al meglio la rosa, capendo che certi giocatori potevano esprimere il proprio talento, alcuni l'hanno fatto, alcuni hanno fatto più fatica. Vincere a Palermo è entusiasmante, con tutte le difficoltà che questo comporta, e di conseguenza c'era un lavoro profondo, in profondità da fare, e per me abbiamo dato, io e il mio gruppo di lavoro, attraverso anche la fiducia che la società mi ha dato per quasi 2 anni, creato le basi per far sì che il Palermo si strutturasse, capisse dove potesse agire per migliorarsi sempre, e quest'anno sembra che insomma col mercato che è stato fatto quest'estate possa essere forse l'anno giusto. Ma sai, io penso che quando fai questo lavoro la critica fa parte appunto di quello che fai, è giusto accettare, ci sono quelle costruttive, ci sono quelle sterili, c'è chi non vuol capire cosa stai facendo in quel momento, e poi come ho detto io ho il grande rispetto per il tifoso, perché alla fine è quello che vive la settimana per vedere la propria squadra. A volte purtroppo non è stato possibile vederla vincere sempre, anche se la volontà era quella di regalare, ma la consapevolezza che era quello che volevo dare, ma che in quel momento non era possibile farlo se non attraverso un percorso di crescita che doveva essere continuo, sviluppato nel tempo, che ha permesso probabilmente anche alla società di valutare tante cose che ho detto dentro la società, e per far sì che certe cose potessero essere un valore nel percorso successivo. Come ti dicevo, dal mercato in generale l'anno scorso il livello dei giocatori in acquisizione è salito tanto, quest'anno hanno fatto una campagna acquista veramente importante, dunque ci sono preso tutti i presupposti, il livello dei competitor, dunque le squadre con cui te andrai a giocare, è secondo me un livello che il Palermo nella crescita di questi 4 anni ha pianificato e ha sviluppato meglio rispetto a quello che era allora il Parma, quello che era allora la Cremonese, quello che era la Cremonese rispetto a quello che era il Palermo qualche anno fa. Adesso sicuramente Venezia, Empoli, Monza sono squadre molto competitive, ma la sensazione e la percezione è che il Palermo stia completando un percorso e che ci siano tutte le qualità, le caratteristiche, l'allenatore bravo, i giocatori forti per poter vincere. Perché sono bravi, perché sono competitivi, sanno cosa significa giocare a Palermo, e questo fa parte di un mondo molto competitivo. Sapere reggere le pressioni di Palermo, saperci stare dentro è una grande capacità, e loro sono qui perché hanno tutte queste attitudini. Sono ragazzi a cui sono molto legato, che a volte ci sentiamo ancora. Comunque auguro loro il meglio per la loro carriera, di vivere magari la grande emozione, perché so cosa vuol dire vincere un campionato di Serie B e di Serie A Palermo. Lo auguro a loro e a tutta la città e a tutta la tifoseria. Fantastiche, lo dicevo prima, sono emozioni uniche, perché quando torno qua è sempre bello rivedere amici, conoscenti anche, poi l'affetto sempre dei tifosi è davvero impagabile, veramente, nel vero senso della parola, perciò sono grandi emozioni che porterò dentro per tutta la vita. Ecco. Bene, sono sincero, vedo un Palermo forte, un Palermo che spero possa dire la sua alla lunga. Insomma, non voglio dire così, voglio dire il mio desiderio, ecco, è che il Palermo possa ritornare in Serie A subito, il prima possibile, e ha le possibilità per farlo, perché la squadra è forte, l'allenatore è preparato, quindi
spero sia l'anno buono. Il percorso di crescita c'è stato, ovviamente i tifosi lo so che vogliono vedere subito la squadra a livelli alti, ma c'è sempre un percorso da fare e quello credo che sia stato fatto e ora siamo abbastanza maturi per tornare su. Ecco perché è forte. I portieri ce ne sono tre di altissimo livello, tutte e tre, e al momento sta parlando Iorone, ne sta facendo pure molto bene, perciò credo che l'allenatore anche ora stanno venendo da due infortuni gli altri, perciò non credo che ci sia uno stravolgimento, però insomma tutti possono giocare e tutti possono fare benissimo. Già ridetto anche questo, che sono un fan di Seba perché sono stato uno di quelli che l'ha promosso tantissimo a Palermo, quindi sono convinto che alla lunga possa davvero essere un portiere di altissimo livello, non solo per il Palermo ma anche per squadre davvero blasonate. Ecco. Tantissimo, sai, quando hai dei difensori esperti che sanno cosa fare, sanno anche aiutarti da portiere, è sempre una sicurezza che hai. Quindi più persone esperte ci sono, più ti puoi confrontare, insomma. I giovani ovviamente fanno sempre comodo perché portano entusiasmo, portano forza, portano linfa nuova, però avere un difensore centrale come Bani, insomma, ti dà tantissimo. Ottimo giocatore, anche lui sarà sicuramente un giocatore di grande prospettiva, ma chiunque in questo Palermo è stato costruito veramente bene e penso che alla lunga davvero possa toglierci davvero tantissime soddisfazioni. L'ho detto prima, credo Iorone al momento, se non capita qualcosa, cioè qualcosa voglio dire, qualche sconfitta ripetitiva, non credo che l'allenatore andrà a stravolgere troppe gerarchie. Ecco, al momento Jess sta facendo molto bene, quindi penso che parlerà lui da qui alla fine, almeno che ovviamente, come ho detto prima, non ci sia qualcosa di clamoroso. Direttore, buonissimo inizio per l'Avellino che di fatto è matricola soltanto per modo di dire per quello che si è visto finora in campo. Sì, abbiamo sicuramente impattato bene, anche se in realtà la prima partita abbiamo sofferto, abbiamo fatto tesoro degli errori fatti a Frosinone già nella partita, già nel secondo tempo di quella partita e poi successivamente abbiamo capito un attimino come affrontare la categoria. Al di là della qualità, l'Avellino non può prescindere dagli elementi legati alla grinta, al piglio giusto da avere in ogni contrasto, in ogni giocata. Ecco, tra l'altro ha nominato il Frosinone che si trova lassù in classifica. Secondo lei, dopo le prime giornate, si può già delineare quelle che possono essere le forze in campo, soprattutto ai piani alti della classifica? No, secondo me no, infatti è proprio per questo che preferiamo tenere i piedi per terra e continuare nel nostro percorso umile ma fatto di coraggio, perché sappiamo bene che nelle prime giornate soprattutto alcuni club che hanno delle rose importanti non hanno ancora tra virgolette trovato la quadra, ma alla fine quando ci sono dei valori, i valori usciranno fuori e secondo me adesso inizierà un nuovo campionato con la ripresa. Ecco, visto che siamo a Palermo, parliamo appunto della formazione di Inzaghi. Sicuramente l'avrà guardata giocare. Che impressione le ha fatto e quali possono essere le prospettive, soprattutto le rivali per la promozione? No, tra le grandi il Palermo è una di quelle poche società che mi ha già dato l'impressione di essere una squadra già ben quadrata, infatti ha avuto subito un impatto importante, ma al di là della qualità del gioco si vede proprio che hanno spessore e hanno le qualità giuste secondo me per raggiungere i loro obiettivi.
Rientriamo allo stadio Nino Maccara, secondo tempo, la sfida tra Mazzara e Gemini. Tutto pronto per la ripresa delle ostilità che riprenderà senza cambi rispetto al primo tempo. E si riprende col primo giro al pallone in questo secondo tempo dato dal Gemini. Muratore cerca di muovere il pallone, inseguito da Melia, poi allontana la difesa del Mazzara. Scontro Mangiapane Perrone, punizione per il Gemini già battuta. Batayev, palla per Miceli, poi Antona, Ovusu, Mangiapane, lancio lungo, l'anticipo di De Santis, fin qui perfetto in marcatura su Stassi. Mangiapane, calcia lungo, Marrone cerca la sponda, intervento da parte di Giordano, poi recupera palla ancora il Gemini. Mangiapane, Muratore pressato, riesce a portare avanti il pallone. Muratore evita Palazzo, ancora Muratore, serve Licata, posizione regolare, anzi no, fuori gioco. Battuta lunga, colpo di testa di Miceli, poi Perry seguito da Batayev che gli mette anche le mani addosso e commette fallo. Battesfar, Perrone di petto dove c'è un solo maglia biancorossa, in particolare quella di Colley. Batayev non la tiene in campo, sarà fallo laterale per il Mazzara, in particolare per Civello. Perrone sparia su tutto il fronte offensivo il numero 9 giallo-blu, poi Colley per un'ottima porta del pallone, completa il disimpegno Batayev, poi però torna l'ex marineo a recuperare palla e a guadagnare calcio di punizione. Mangiapane, Muratore, serie di finte, poi Melia con la rimessa per il Gemini. Rimessa per Mangiapane, Stassi, volante su Batayev, il lancio, colpo di testa, poi palleggia il Mazzara ma sbaglia, allora Batayev apre su Colley, spazio per lui, palla messa in mezzo, una cannonata che si perde fuori, qui poteva gestirla molto meglio il numero 3 del Gemini. Non ha dosato il lancio, il cross per i compagni, c'era Stassi e Marrone pronti a raccogliere, così non è andata. Allora Rustico, forse con De Santis a rinviare, alla fine andrà il numero 20. Colpo di testa di Antona, poi Batayev prima di Berry, Muratore riceve da Marrone, Stassi ancora una volta disorientato, questa volta dall'intervento di Giordano, poi recupera palla il Mazzara con Maniscalco, il movimento di Melia, ingresso in area, anzi no, si defila, mette in mezzo Antona con l'anticipo, poi in scivolata serve Muratore,
Muratore in avanti, l'anticipo di Maniscalco su Owusu, ancora Maniscalco fermato da Muratore. Owusu trattenuto per i pantaloncini, si gioca, anzi no, c'è il fallo. Antona, Owusu d'esterno su Miceli, palla per Batayev che adesso svaria a sinistra, verticale a cercare l'inserimento di gol, è chiuso però, poi Berry prova ad andare, Batayev gliela porta via, poi subisce anche il fallo. Altra giocata ad alto quoziente intellettivo da parte del numero 30 delle Gemini. La punizione va ripetuta. Owusu per Antona, aspetta il Mazzara in questa fase. Muratore, Mangiapane, lo spazio. Owusu apre su Batayev, quella può essere anche zona tiro per lui. Batayev infatti ci pensa e calcia, ma calcia malissimo. Palla dove solitamente dovrebbe esserci il tifo organizzato del Mazzara, oggi assente. Intanto Miceli fallosamente su Perrone. C'è una punizione per il Mazzara con Berry sul punto di battuta. Movimento su entrambe le panchine, intanto attendiamo anche di capire quali saranno le prime mosse di Cavataio e Ancona. Maniscalco prova ad andare, Maniscalco va sul fondo, però pone il cross, Perrone, poi la palla rimane lì e la traversa, colpita sotto misura da De Santis, ad un passo dal vantaggio il Mazzara. Diventa inevitabilmente, automaticamente questa la palla gol più importante della partita. Scampato pericolo per i Gemini, che senza dubbio può e deve fare di più. Muratore trattenuto, si gioca poi il fallo. Battuta la punizione, Maniscalco lo ferma Muratore, poi riprende Marrone che avanza per i Gemini, verticale su Stassi, controllo e scarico che serve principalmente a guadagnare fallo laterale. Qui giocata di furbizia da parte dell'attaccante palermitano che sta cercando di mettersi in partita. Tanto è a terra Maniscalco, però fuori dal terreno di gioco, almeno così sembra, poi il direttore di gara va a sincersi alle sue condizioni. Maniscalco si oppone alla decisione del direttore di gara di uscire alla fine. Il direttore di gara, in quanto ufficiale di gara, deve prendere la decisione e allora Maniscalco va fuori. In 10 il Mazzara, anche se ora Maniscalco torna in campo e interviene subito. Un po' di confusione, non sembra avere pienamente il controllo della partita il fischietto della sezione arbitrale di Agrigento. Mangiapane, va lungo, di testa Palazzo, poi Owusu, Batayev, controllo a seguire, poi palla in verticale, non c'è nulla secondo la signora Di Gregorio,
Andrà alla battuta ancora una volta De Santis. Palazzo prova a prolungare questo schema tra i due pilastri della parte bassa del campo del Mazara. Mentre arrivano i primi cambi per il Gemini, minuto 56, entra Becca. Ed entra anche con la maglia numero 14 Forconi, esce Batayev. L'altro che esce? Ah, Colle. Ed esce anche Colley, al suo posto Forconi. Il Gemini sostituisce Batayev con Becca e Colle con Forconi. La rimessa a cercare Perrone anticipato, poi Muratore la gira più lontano che può. C'è l'anticipo da parte di Civello, poi attenzione al lancio di Obusu a cercare Stassi, prolunga ancora De Santis. Partita sontuosa di De Santis, poi mette fuori Giordano. Applaude Stassi che sta cercando anche di alzare anche un po' di intensità. Abbiamo visto un po' molle, anche un po' sfiduciato l'attaccante principe del Gemini. Straordinario protagonista un anno fa col Bagheria, sempre in promozione con la vittoria del campionato. Qui intanto palla dentro per Obusu che gira attorno per andare sul destro. Muratore, serie di finte, fermato però dall'intervento in partecipazione di Sfar e Colley, anzi è Berry. Colley è uscito. Civello in avanti dove c'è Becca, prima palla della sua partita, rischia un po', poi si appoggia ad Antona. Ancora Becca, Muratore fermato, forse col fallo da Civello, si gioca. Mangiapane, di prima licata male per Forconi, poi ancora Mangiapane, in avanti, di testa Giordano, di testa Obusu, però non c'è nessuno e allora subentra Civello che sbaglia, però l'intervento poi in ritardo di Civello su Obusu, si gioca Becca, la sterzata su Palazzo, tutto regolare e allora si gioca Palazzo verticale, l'anticipo da parte di Miceli, due giocatori del Gemini a terra. Becca è ancora a terra all'interno dell'area di rigore, si rialza adesso. Qui la giocata di Civello sulla destra, propone il cross, secondo palo Rosella, sopra la traversa, si è fatto trovare ma non ha inquadrato lo specchio. Andare dal fondo dei Mieret. Becca, palla poi di Muratore per Obusu, ora Mangiapane. In avanti interviene Giordano, poi Maniscalco svirgola, la palla però rimane in campo
la fa uscire Mangiapane per un fallo laterale per il Gemini. La palla non controllata da Forconi, poi prova ad andare Rosella, Berri per Perrone che però è solo, allora fa salire i compagni ma tornano anche gli avversari. Qui riesce, almeno prova ad andare via Melia, fermato fallosamente da Antona. Problema alla spalla sinistra per Melia, attenzione. Ha già chiamato il cambio. Tanto c'è un cartellino per la panchina per mister Cavallari. Intanto a terra Civello, problema alla spalla sinistra, ha chiesto il cambio prima di andare a terra per Melia, non per Civello ovviamente. Allora, con la maglia numero 14 c'è spazio per Caracci. Il Mazzara sostituisce Melia con Caracci. Era tutto pronto per la battuta della punizione, minuto 62 che sta per scadere. Mancano 28 minuti più recupero alla fine. La palla per Rosella che va a mettere in mezzo, colpo di testa, sarà calcio d'angolo per il Mazzara che torna a farsi vivo dalle parti di Demiere. La palla messa in mezzo, altro giro in bandierina per il Mazzara. Andrà ancora Angelo Rosella alla battuta mentre si valutano a bordo campo le condizioni di Melia. E Angelo Rosella è pronto alla battuta. Pallone che spiove secondo palo, non la tocca nessuno, la lascia sfilare Marrone. Andrà Demiere dal fondo. Parte Demiere corto per Obusu, pressa alto il Mazzara e qui perde una brutta palla Mangiapane. E con le mani scalco. Il controllo di Perrone, spalla alla porta, alza questa palla al limite dell'area, arriva Perri, pallone che rimane lì, ancora Perri, calcia Perri sopra la traversa.
rinvio Mirko De Miere quasi allo scadere del 20° del secondo tempo. Stassi lontanissimo dalla porta avversaria a prendere questo pallone. Marrone, Sfar su di lui, l'ultimo tocco è proprio del numero 4 del Mazara, quindi si riaffascia in avanti la squadra di Ancona con Becca, rimessa su Opusu, tocco non preciso, Palazzo mette in fallo laterale. Rimessa lunga, prova a girare Marrone, duello con Sfar, va giù Marrone, tutto buono. E allora si riparte dal fondo. La battuta lunga proprio di Sfar, di testa Forconi, poi insegue il pallone Stassi, anticipato da Giordano che manda la palla in tribuna. Licata con le mani viene incontro Forconi, controlla a seguire cross, pallone che arriva in aria, l'anticipo da parte ancora di De Santis, poi tentativo da lontanissimo di Miceli. Palazzo, qui rischia qualcosa con Barri che alla fine recupera il pallone. Caracci, uno dei primi palloni della sua partita, pressato da Forconi. Giordano, De Santis, la calcia lontano dove c'è Mangiapane che anticipa in fallo laterale. Tanto sta uscendo adesso dal terreno di gioco Melia con il braccio immobilizzato. Caracci protegge l'uscita del pallone in fallo laterale, sarà rimessa per il Mazzara. Maniscalco, la rimessa per Caracci, scambio che non si chiude per l'intervento di Marrone che va a recuperare palla, si muove Stassi, la pressione di Caracci, il fallo di Caracci, calcio di punizione. Mangiapane va a lanciare cambiando gioco su Miceli. Muratore, ancora Miceli, battuta lunga a cercare Stassi, posizione irregolare per il numero 9 del Gemini. Sfar porta sul pallone, poi lo lancia all'indirizzo di Civello che si rivede su quella fascia, contro di lui Veca che vince il duello e alla fine si ripartirà da fondo, si ripartirà da De Miere. Secondo tempo decisamente più lento e meno ritmato rispetto al primo. Ovusu, palla per Muratore che deve riaccendersi. Mangiapane, verticale, Forconi anticipato dall'ottimo intervento di Giordano, poi Palazzo cerca la verticalizzazione, c'è la chiusura di Miceli, poi Mangiapane ancora una volta il fallo laterale. Anticipo di Mangiapane per la palla giocata in avanti, ma Giordano la scorta in fallo laterale. Deve indietreggiare parecchio Maniscalco per la battuta di questa punizione.
la spinta di Mangiapane su Perrone. C'è un cambio, entra Mormino nelle Gemini. Arriva anche il momento di Messineo del capitano. Esce Marrone. Ed esce Mangiapane, quindi c'è il capitano di inizio partita dentro, il capitano designato. Il Gemini sostituisce Marrone con Mormino e Mangiapane con Messineo. E dunque poco meno di 20 minuti più recupero per Mormino. Tanto Maniscalco scambia con Caracci e mette in mezzo, colpo di testa proprio da parte di Antona. Poi Berry, pressato, riesce a girarla bene su Maniscalco. Il cross, Antona di testa, poi Muratore, si muove proprio Mormino tra le linee, avanza Muratore, pressato da Caracci, trattenuto anche, resiste. Arriva il giallo per Caracci. E Antona che va a battere la punizione, fiondando a sinistra su Miceli. Controllo non perfetto, allora Barri può andare? No, perché fa fallo Miceli. Arriva il giallo anche per lui. Rimangono a terra, qui Miceli ha sbagliato il controllo, commesso chiaramente fallo. Si può giocare, si sono rialzati sia Berri che Miceli. La battuta lunga di De Santis, Maniscalco direttamente verso l'area, Rosella controlla ma in fuorigioco. Demiere gioca subito, Antona, lungo a cercare Stassi, di testa Giordano, poi Berri, Maniscalco, due volte, poi Licata prova a trattenerlo, ancora Maniscalco, rimessa Mazzara. Perrone prova a liberarsi, subisce fallo.
sulla palla c'è, neanche a dirlo, Angelo Rosella. C'è il fischio, la battuta direttamente in porta, la sfiorata forse De Miere, non se ne accorge il direttore di gara. Intanto c'è anche Maniscalco a terra. Si rialza, anzi no, non si rialza Maniscalco, è necessario credo l'intervento dello staff medico del Mazzara. Maniscalco va a bordo campo a farsi curare e allora si riprende. 32 e 22 nella ripresa. Non si schioda il risultato qui al Baccara. Ogusu insegue il pallone Antona, non lo raggiunge, rimessa Mazzara. Maniscalco a battere con le mani Palazzo, il cross di Maniscalco dove c'è soltanto Beca, poi stacca Berri, pallone ricacciato in avanti, allontanato poi dalla difesa del Gemini. Obusu sistema e lancia, Beca prova a prendere il centro, affrontato fallosamente da Civello. Messineo la gioca su Muratore. Muratore pressato da Berri col fallo. Messineo, Antona, verticale ma ha capito tutto con netto anticipo Giordano che adesso è inseguito da Forconi, fallo. Ormai al rush finale di questo incontro, Palazzo mette dentro Rosella, prolunga Maniscalco di testa anche Obusu, poi prolunga Mormino, Stassi. Controllo, cerca di girarla verso Mormino ma il campo è finito. Rimessa di Giordano, poi Maniscalco verso Perrone, lo chiude Antona. Rimessa con le mani
colpo di testa di Palazzo, altro fallo laterale, ultimi 10 minuti in arrivo, poi recupero. Licata, la gira in avanti, di testa Maniscalco, di testa Palazzo, Perrone la protegge, in mezzo a due, l'arbitro fischia contro il numero 9 del Mazzara. Becca, può avanzare il 7, tocco per Stassi che si è defilato ancora per giocare palla, Muratore preso in controtempo, arriva Caracci, va giù Caracci, si continua a giocare, arriva anche Forconi, arriva Muratore che da terra prova ad allontanarla, alla fine Giordano, Maniscalco e fallo. Per la punizione c'è Giordano. Si è andata verso l'area avversaria, di testa sempre Owusu. Poi Berry, Caracci, Palazzo. Berry cerca di scavalcare, passaggio prevedibilissimo per Vega che però sbaglia il tocco su Muratore. Civello, Berry anticipato da Owusu, rimessa Mazzara. Civello, Owusu di testa facile, poi Veca in avanti, Stassi controlla Stassi, corre accanto Forconi, la palla però è lunghissima per tutti, prova ad arrivare anche Antona ma Giordano tutto solo la spazza via. Owusu vince un rimpallo, prova a passare, tocco centrale per Mormino, Mormino allarga dove c'è Becca, anzi Muratore prima, Muratore però a passare su Berry, non passa su Civello, tutto regolare, rimane a terra Muratore e allora corre Berry, è un 3 contro 4, palla in verticale per Perrone, è troppo lunga. Forconi, l'anticipo secco, Palazzo, Civello, scivola qui Miceli, Civello sul fondo, mette in mezzo, colpo di testa di Antona, soffre il Gemini, spinge Licata e Licata e il Mazzara. Licata sta difendendo in questo momento, pallone in mezzo, colpo di testa di Owusu e Licata, adesso sì è giusto, calcia addosso a Maniscalco, scambio con Caracci, Maniscalco, Berry, può essere anche zonatino ma viene chiuso, allora ancora Maniscalco, si allarga, propone il cross, troppo lungo. Sta rientrando pian pianino Muratore, ancora per il contrasto precedente con Civello, che evidentemente non ha attutito. Demiere dove c'è Licata, che controlla, sombrero su Caracci e tocca Owusu. Licata la fa passare su Forconi, può prendere campo il 14, decide di scodellarla in avanti, colpo di testa del solito De Santis. Poi lancio di Berry, interviene Antona quasi in surplus, il 22 del Gemini, Owusu, squadre stanche, Vega prova a giocarla in avanti, di testa Caracci, Owusu, Antona cerca e trova Forconi, Owusu con spazio cerca di imbucare ancora il solito De Santis che poi prova anche ad uscire palla al piede, guadagna applausi strameritati. Antona per Owusu che controlla, finta di corpo e scarico su Miceli.
avanza, verticalizza per Stassi che cerca il velo, non lo trova. Caracci spazza, anche un po' sotto pressione adesso. Perrone riconquista, può avanzare un 3 contro 3 improvvisamente per il Mazzara. Rosella al piccolo trotto, si inserisce Berri, Rosella fiondato al centro per Perrone di testa Antona, poi Forconi, spalla alla volta, riesce a girarla su Licata. Caracci interviene, poi Stassi prova a passare, Giordano lo ferma, arriva Mormino che recupera palla, però sono da soli in 2 contro 6 del Mazzara. Stassi, Mormino, l'intervento ancora di De Santis. Che partita che ha fatto De Santis! Forconi, controllo un po' sospetto, poi Licata, converge e crossa, la palla arriva sul secondo palo, a vuoto questa volta Sfar, poi Stassi prova a giocarla, attenzione, contatto, non c'è contatto su Beca, secondo il direttore di gara. Allora occhio dall'altra parte, prova ad arrivare Rosella, Miceli alleggerisce su Demier. Stassi si gira, cerca di lanciare dalle parti di Licata, colpite e maniscalco sulla seconda palla, c'è Antona. Forconi prova a prolungarla, non ci riesce. Caracci appoggia per Berri, ancora un 3 contro 3 perché il Gemini è molto sbilanciato in avanti. Allora Perrone contro Messineo in uno contro uno favorevole, Perrone al limite, calcia, palo! Il palo di Perrone a salvare Demiere, a salvare il Gemini. Ci rimane 0-0. Qui se l'è gestita bene Perrone perché sembrava che volesse puntare Messineo, invece ha deciso di convergere sul destro, sul piedeforte e calciare dal limite, e per poco non stappava la partita in favore del Mazzara. A 3 dalla fine, qui recupera palla Veca, forse fallo di Sfar, sì. 2,5, poi sarà recupero qui al Baccara. Avanza Muratore, scambio con Mormino, Muratore, destro dal limite, fa la barba al palo, si è disteso Russico ma nulla avrebbe potuto, si rimane 0-0. E nel giro di un minuto quelle che possiamo considerare le occasioni più importanti da una parte e dall'altra. C'è il secondo legno colpito dal Mazzara oggi. De Santis, colpo di testa all'indietro di Forconi, poi Messineo a lottare, allontana Miceli, c'è a terra Ovusu, l'arbitro fischia, problema al naso per Ovusu. Intanto ancora un cambio, entra Reina nelle Gemini, vediamo chi lascia il posto. Potrebbe uscire Miceli. Proprio allo scadere del match, solo recupero da qui alla fine. Il Gemini sostituisce Miceli con Reina. Nel Mazzara entra Rustico.
esce Civello. Entra anche Peppe Rustico al posto di Civello, quindi prova ad appesantire l'attacco in questo finale mister Pippo Cavataio. Rustico, giocatore che ha fatto cose importanti. 4 minuti di recupero assegnati dalla signora Di Gregorio. 4 minuti di recupero. Giordano va a calciare, poi allontana la difesa del Gemini. Berry alla meglio su Forconi, tiene palla, qui gioca male Caracci che si è spostato a destra. Antona calcia più lontano che può, trova l'intervento di Giordano, poi Licata, ancora Giordano, questa volta al piede, palla che torna nuovamente da Licata e ancora Giordano che interviene, la sfera di testa, vediamo come la gestisce lui che è mancino puro, la calcia dalle parti di Ovusu. Ovusu non si è capito se volesse beffare Rustico dalla distanza o volesse lanciare per i compagni. Berry, Rosella, adesso sulla tre quarti il capitano del Mazzara che viene fermato forse falosamente da Muratore, si gioca per il vantaggio. Rustico converge, Rustico zona tiro, ci prova, respinto da Becca. Allora avanza Ovusu che lascia Becca. Stassi, interviene Spar col fallo. Siamo già 1:40 oltre, siamo praticamente a metà del recupero. Di fatto non è successo nulla. 0-0 che sembra al momento la soluzione più logica per questa partita. Qui non sono mancate le palle gol, abbastanza bugiardo come risultato, con i Legni che hanno respinto i sogni del Mazzara e un Gemini non al suo meglio, soprattutto dal punto di vista realizzativo. La punizione di Messineo verso l'area di rigore, prolunga Stassi, la palla rimane lì, Forconi, era fuori gioco. E De Santis che come di consueto si occupa delle battute lunghe. Di testa Reina, Palazzo ribadisce dall'altra parte, Berry, Antona col colpo di testa, Becca, corre Muratore, una delle ultime azioni della partita, Muratore, Mormino, triangolo che si chiude, poi Forconi non riesce a gestirla. Allora occhio all'altra parte, Perrone non si era accorto di essere solo, c'è la sponda per Rosella, Rosella atteso da Reina, mette dall'altra parte Messineo con la spaccata, poi Berry passa su Forconi, forse con un fallo, si gioca penso per il vantaggio. Licata con il lancio, Sbilenco, interviene ancora De Santis, poi alla fine Palazzo per Rosella, vediamo se chiude in avanti il Mazzara, spinto al pubblico Rosella, fionda questa palla in aria ma non c'è nessuno. E dovrebbe spegnersi qui la partita con uno 0-0 abbastanza scritto, almeno per quello che si è visto, soprattutto nel secondo tempo in cui le due squadre sono calate alla distanza, però c'è stato il tempo per vedere la traversa di Rosella, il palo colpito da Perrone e altre occasioni, in particolare con Muratore per il Gemini. Il direttore di gara pone fine alla partita, finisce 0-0. Non sono più a punteggio pieno né il Mazzara né il Gemini, ma sicuramente è un punto che inorgoglisce la formazione di Cavataio, che ha giocato a ritmi altissimi, soprattutto nel primo tempo, meritando forse di sbloccare la partita, poi gestendo nel secondo tempo contro una delle squadre più forti della categoria, che oggi in realtà aveva le polveri abbastanza bagnate. Dunque, ribadendo dalle Nino Vaccara di Mazzara del Vallo il risultato: Mazzara 0, Gemini 0, per la terza giornata del campionato di promozione girone A.
Un saluto da Francesco Camuca da Sportisi, l'appuntamento come di consueto, alla prossima. Ciao, signori.